Si conclude dopo 3 mesi la sperimentazione della cosiddetta zona rossa in stazione. A Padova sono state controllate 19.047 persone e sono stati emessi 48 ordini di allontanamento per violazione dell'ordinanza prefettizia, 18 nei confronti di persone con precedenti per stupefacenti, 10 per reati contro la persona, 12 per reati contro il patrimonio e 8 per altri tipi di reato. Si chiude dunque un provvedimento che molte polemiche ha creato in città. La prefettura in una nota fa sapere che i controlli saranno comunque potenziati nell'area della stazione ed estesi anche al comparto piazze. Verranno disposti anche servizi straordinari definiti ad alto impatto anche nell'area del Portello e dell'Arcella. Soddisfazione per la conclusione della sperimentazione da parte dei sindacati CGIL, CISL e UIL, che in un comunicato unitario, oltre a dirsi disponibili con le istituzioni per trovare soluzioni per il miglioramento della sicurezza pubblica, non solo con il controllo del territorio, ma dando anche una risposta di tipo sociale, favorendo l'accesso ai servizi e all'inclusione di chi vive in condizioni di marginalità. Per il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, lo scopo della zona rossa è stato raggiunto, ora bisogna continuare a vigilare. Valuteremo ovviamente l'evolversi della situazione, ma l'attenzione rimane massima e ringraziamo il prefetto per aver disposto un maggior controllo sulle piazze e zone ad alto impatto su Portello e Arcella.